Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, questo Tribunale di Bassano sa da fare. Questo Tribunale della Pedemontana sa da fare per un Veneto ovviamente che vede finalmente investimenti seri sulla giustizia, che è uno dei pilastri fondamentali per la crescita democratica dell'intero Paese, ma in particolare quindi del nostro Veneto. Diamo qualche numero proprio relativamente al Tribunale della Pedemontana. Il Tribunale della Pedemontana vede una nuova circoscrizione con oltre 500.000 utenti, e quindi stiamo parlando di cittadini e imprese. Destinato a questa apertura ovviamente ci sarà un aumento della pianta organica che in questo momento vede finalmente la realizzazione di una copertura quasi totale sia per i magistrati sia per il personale amministrativo. Sono in arrivo a breve 180 assistenti giudiziari, sono in arrivo ovviamente nuovi magistrati ordinari, sono in arrivo ad esempio le stabilizzazioni per gli UPP, cioè gli addetti all'ufficio per il processo, che fino a poco tempo fa erano destinatari solo di un contratto a tempo determinato. Oggi invece finalmente possono contare su una prospettiva di un contratto a tempo indeterminato, e questo è il grandissimo risultato che serve ovviamente anche per il Veneto. Un presidio fondamentale per l'area veneta e vicentina, l'area berica e non solo, ma soprattutto un intervento che serve a tutto il Veneto. Un intervento che, ripeto, non è focalizzato solo su una piccola area, serve per tutto il Veneto perché ci sarà anche una nuova distribuzione della geografia e quindi una ridistribuzione anche del carico che oggi c'è ad esempio per Vicenza, c'è per Padova e c'è per Treviso. I vari fascicoli in buona sostanza saranno ridistribuiti, ci sarà quindi meno lavoro per gli altri, più concentrazione quindi a livello di territorio e a parità di carico oggi esistente un aumento di magistrati e di personale. Quindi, timing finale? L'iter, timing finale? il timing finale dipende dal Parlamento adesso. Il governo ha già rimesso il proprio disegno di legge approvato in Consiglio dei Ministri e lo ha fatto nei tempi ovviamente stabiliti. Adesso il Parlamento, quindi parola a loro. Oggi abbiamo sentito anche Maschio, abbiamo capito che qui a maggio si faranno le audizioni e poi si partirà con l'iter degli emendamenti.